Daydreamer anticipazioni del 7 agosto. Sanem dirà la verità a Jeanne. Arriva il momento della famosa cena a casa di Sanem, dove i suoi genitori festeggiano l'anniversario di matrimonio. Alla cena arriva anche Jeanne, bellissimo con un completo scuro, e durante il pasto cerca di regalare qualche coccola a Sanem senza essere visto. Improvvisamente però all'evento si presenta anche Muzaffer, che ha deciso di cambiare look per conquistare il cuore di Sanem, decidendo così di assomigliare il più possibile a Jeanne. Ovviamente il risultato lascia a desiderare, ma nel caos Mekhibe mangia il cibo in cui era nascosto l'anello che Nihat voleva regalarle e rischia di strozzarsi. La cena prosegue con una corsa all'ospedale, tutti in macchina di Jeanne. Nulla di grave comunque, l'anello è rimasto nello stomaco di Mekhibe e dovrà avere una piccola operazione. Intanto, in agenzia, per decidere quale delle due opzioni scegliere tra romanticismo e avventura, tutta la compagnia si sposta al Luna Park, dove pongono alcune domande ai ragazzi attraverso un questionario. Alla fine i risultati parlano chiaro, la gente preferisce l'avventura, per cui la pubblicità non sarà romantica e così vince l'idea di Aileen. Tuttavia è proprio qui che succede l'irreparabile. Tra Sanem e Emre scoppia una lite, dove la ragazza lo accusa di aver rovinato la vita del fratello e la sua, perché continua a spingerla a mentire. Emre le propone un nuovo accordo, ma Sanem rifiuta, lo vuole lontano dalla sua vita. Mentre Sanem e Emre discutono, sopraggiunge Jeanne, che sente Sanem dire a suo fratello di aver detto una bugia sull'anello, che la relazione con Jeanne sarà breve perché lei lo lascerà. Jeanne è sconvolto, in lacrime e furioso si sente ferito, ha il cuore spezzato. Rimasto da solo con Sanem, le chiede spiegazioni. Sanem in lacrime ammette di avergli detto tante bugie, sin dal primo giorno in cui si sono incontrati. Gli confessa che quella sera in cui lui la beccò a casa sua non cercava l'anello ma era venuta per commettere un furto e che non è mai stata fidanzata. Gli dice che tutto quello che sa di lei è solo una bugia, che la Sanem che ama è solo una bugia. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!